Bella e soprattutto emozionante questa canzone di Luca Barbarossa che si intitola Come dentro un film, che ad onor del vero ci è stata consigliata, suggerita, anzi che il termine più idoneo, da un nostro ascoltatore che ha scritto un messaggio al 333 477 2239. 2 minuti all'una, pronto? Oh, Mari Fabio! Oh Jonathan, buongiorno! Buon inizio settimana, tutto bene? Tempo che non ci tempo, direi di sì, però vedo che tu hai mantenuto, dopo averlo acquisito naturalmente, il classico e tipico slang di Alla Catalla, il Como Semo Combinati, che ormai insomma è diventato internazionale. Io faccio sempre, però anche se sì, lo so, in questo periodo non vi ho potuto scendere perché ma che è successo? Che è successo? Fuori, mare. Ma davvero? Se potessi tornare indietro, mare, non ci dici più. Ma dove sei stato? Dove sei stato? stato? Amsterdam, mare, quelli camastici. Mare, c'ho pungo. A proposito, Jonathan, ne approfitto per dirti che questa mattina sono stato fermato per strada, mi è stato chiesto di... finalmente i carabinieri da chiappare. No. Ma no. Meno male, addosso mi trovano la canottiera, l'orologio e ma basta. Chi sta parlando? No, mi hanno fermato perché mi hanno chiesto di portare i saluti ad Allicca Mastice, quindi ci pensi tu per favore. Vabbè, ma ci dico io, bene se dico picchiato coma, esatto. Ci dico io perché amore c'ho pungumato. Ma che è successo? Ma che avete combinato? Andiamo a Amsterdam, mi baciare una bella settimana. Effettivamente ne spaccamo a testa. C'ho povetti. Chiaro. A un certo punto Allicca Mastice finiva una vicina che si spugliava io a posto di chi che ci spogliano, lei mi senti? Guarda, allucinante. Siccome mi hai descritto c'erano qualche pezzi in mare che ci mettevano in mano. Mamma mia, mi hai descritto qualche tempo fa la prestanza fisica, diciamo così, di Allicca Mastice. Allicca Mastice, mare, quando si spoglia si mette avanti una lampadina, ci può fare la radiografia, mare, ma scusa, ma la domanda sorge spontanea, perdonami, siete stati fuori questa settimana, siete stati ad Amsterdam, quindi anche voi avete avuto qualche piccolo problema con questa nube di fumo che ha coperto l'Europa? Con fumo ero troppo vecchio, mi rendo conto. Poi più bestia dell'Allicca Mastice, siccome avevamo una stanza in bar in una bag all'ultimo piano, sì. Ti diceva Allicca Mastice, non fumare fuori, non ne piare i cinniri do bacconi in mare. Infatti l'indomani arriviamo all'aeroporto e chi dici no, spiacente, non si parte, l'aeroporto è chiuso per cenere, ci dici bestia di lavaretto di lampiare i cinniri. Ma quando ha fumato, Allicca Mastice, quando ha fumato vai in chiste l'aeroporto di cinniri, qui ci appusciamo in mare e poi ce li lappiamo a fare a peri in mare. Allora guarda, ti dico una cosa, Allicca Mastice effettivamente è stato un po' scemo perché quando si fuma non si butta effettivamente la cenere. Ma no che io l'aeroporto di cinniri in mare, ma poi ci imbacchini. Però per una volta nella vita mi sento di spezzare una lancia a favore di Allicca Mastice, perché proprio in questo caso la colpa non è stata del tutto sua. Dico, il gesto di fumare, buttare la cenere per terra sicuramente è un gesto da incivili, ma guarda, c'è stata un'eruzione di un vulcano, figurati in Islanda per giunta, neanche dico qui dietro, che ha provocato dei problemi un po' in tutta Europa, perché questa nube di fumo sicuramente sarà stata anche sopra le vostre teste. No, sembrerebbe di no. Questo fumo pare sembra indalare, sarà che è Amsterdam, pare che fumo su tutti. Pare poi mi pensava che cinnere le chine dell'Allicca Mastice. Comunque pare c'è come un filo. Come finta, la possiamo fare a peri. Certo, tutto bloccato. Meno male che a un certo punto si filmava una macchina, pare c'era un barrino, un euro. Sì. Non euro solo vissuto, un bar, un euro magari da facci. Sì, esatto. Hai capito come a Gullit, tu vuoi a Gullit, certo, Ruth Gullit, me lo ricordo. Hai capito, pare rasa, chi su è tenosci, pare, chi su è un barrino tenosci. Ma che c'entra? Pare in Olanda magari i parini ma non è vero, ma non dire ste cose. Sai come si chiamava, pare? Come si chiamava? Patrick Van Basten. Padre Van Basten, mare, di resi in passaggio. Ma sei sicuro che era un sacerdote, no? Mare, era marino, era vestito tutto di nero, c'aveva collarino bianco. Poi cominciamo a parlare della chiesa, dei misteri della chiesa, della fede. E poi due bestie dell'Allicca Mastice. Sempre lui. Che ci vuole fare una domanda, giù cretino. Per esempio? Ci dici, scusa, padre Van Basten. Padre Van Basten. Padre Van Basten. Sì. Ma per caso? Sì. Papa Ratzinger è amico di Papa Winnie. Pare che tu si incazzavo, ma abbiamo una ferata. Pare che andavo da macchina Allicca Mastice e ci andava una distata andò specchio davanti. Pare ne più un sportello ristici di questa macchina.
Dici, ma noi siamo pecorelle smarrite, mi dici voi siete agnelli troppo pezzi, no pecorelle smarrite. Ho capito, direi. Ma niente affumicati in mare, no, Ho capito, troppo consumati in mare. Vabbè. Ma come ci vieni da destra, mare, paparazzi che è amico di Papa Winnie, ma che ci c'entra, mare? All'Iccamastice, sì, troppo consumato. Effettivamente mi sento di associarmi a questo rimprovero che ti ha appena fatto il tuo amico Jonathan all'Iccamastice. Effettivamente. Guarda, allora la metto subito, Papa Winnie, perché non la sento da un sacco di tempo, mi è venuta in mente e con tutto il rispetto per Papa Ratzinger io la suono volentieri. Oh Fabio, dimmi. Fratello, dimmi. Ma dimmi la verità, mare. Ma Papa Ratzinger, sì. Ma lei è amico di Papa Winnie? Io lo sapevo che tu anche avevi sto dubbio, non c'entra niente. No, mare, perché ti puoi domandare, mare? Ma non che io ci domandavo a Padre Van Basten, mare. Effettivamente. All'Iccamastice, se stai all'ascolto, sì, ci ho un po' flashato, mare. Senti Jonathan, ti posso chiedere un favore? Dimmi, mare. Mi fai l'ora esatta, è molto semplice. Io mando un gingolino e tu sopra. Sono le 13:04. Vado, proviamoci. Vai. Sono le 13:04 e siamo già pezzi!